Siamo in presenza del presidente nazionale del Registro Italiano Veicoli Storici, Rossano Nicoletto, e del governatore del Veneto, Luca Zaia. Governatore, lei ha mantenuto la promessa di riconoscere un registro veneto in Veneto, il Registro Italiano Veicoli Storici. Ora manca solo l'approvazione del bilancio. Quali sono i tempi previsti? Ma io direi qualche giorno ormai. Non è stato facile, anche perché vorrei ricordare che a Roma fanno un giochetto che non ci piace per nulla. Io ho ereditato una regione che aveva 570 milioni di euro di disponibilità, oggi ne ha 70. Quindi come funziona? Tolgo l'esenzione del bollo auto alle auto storiche e poi mando i cittadini ad arrabbiarsi contro la regione. Tolgo i farmaci salvavita ai cittadini ammalati di epatite e poi mando quei cittadini contro la regione. Questo giochetto non deve funzionare ancora. E tanto è vero che noi rispondiamo ai cittadini ma facciamo battaglia a Roma. Presidente, viste le istanze di liberalizzazione promosse dalla Lega Nord a favore degli appassionati di veicoli d'epoca, pensa che sia auspicabile e possibile che le stesse vengano accolte anche dalle altre amministrazioni controllate dal vostro partito? Ma io spero proprio di sì, visto e considerato che il mondo dei veicoli d'epoca per noi è innanzitutto un aspetto identitario, culturale e storico e poi anche di valore economico, come ben spesso voi evidenziate, perché lo dico da figlio di meccanico, so benissimo cosa significhi questo. Pur avendo mio padre una giardinetta del 56 che si è restaurato minuziosamente e ogni volta che mi vede mi dice ma l'esenzione del bollo. E questo ci fa ulteriormente piacere. Sappiamo che lei e l'assessore Ciambetti vi state battendo anche per una reintroduzione delle agevolazioni a livello di governo centrale. Insisterete su questo fronte? Beh sì, su questo fronte sì, è una porcheria, una vergogna quello che hanno fatto, anche perché chi ha un'auto storica non è che necessariamente nell'immaginario collettivo un miliardario che coccola i suoi gioielli nei capannoni. La verità è che sono piccoli cultori che magari sono quasi dei trovarobe, come si direbbe, no? E quindi io direi che va riconosciuta questa azione anche culturale che fanno. Se no, proviamo a immaginare cosa sarebbe il tema della nostra cultura, ad esempio rispetto alle auto, se non ci fossero stati questi cittadini normalissimi, tranquillissimi, che in silenzio hanno recuperato auto che oggi abbiamo la fortuna di vedere ancora. In vista delle prossime elezioni, un suo messaggio ai veneti? Beh, cercate di restaurare le auto storiche, anche perché noi difendiamo chi restaura.